Start da Barzizza, destinazione il bivacco Baroncelli. Giriamo a sinistra. Seguiamo sempre i bolli. Le pendenze in questo primo tratto sono notevoli. Pendenze sempre ripide. Qui spiana un po'. Il percorso è sempre ben segnalato. Ed ecco la Croce dei Pastori. Giriamo prima per la croce. Ed eccoci arrivati alla Croce dei Pastori. Brava Barbara. Continuiamo per il bivacco. Ed eccoci arrivati anche al bivacco Baroncelli. E vai. Grande. Vediamo, colino. Stupendo. Vuole la tazza di caffè, naturalmente. Dopo bisogna lasciare tutto in ordine e tutto pulito. Bello. Piatti. Vediamo adesso la chiesetta, Tribulina. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa escursione a Rifugio Baroncelli? È un'escursione molto breve, 55 minuti, semplice, solo i primi 10 minuti sono un po' in salita, un po' faticosa, ma per il resto è semplicissimo, si arriva subito e poi abbiamo questo bellissimo panorama dove anche c'è un grande prato dove ci si può distendere, rilassare come abbiamo fatto noi, abbiamo preso un po' di sole, c'è un piccolo bivacco e poi c'è una mini chiesetta con una madonnina, tutto bello. E anche la croce. E dietro di noi, gira, c'è anche la croce, quindi abbiamo il servizio completo. Ciao! Da Tribulina proseguiamo per il Pizzofarno. Torno ad essere tutto così piano. Stiamo percorrendo un giro d'anello. Continuiamo in discesa. Il sentiero è un continuo saliscendi.
quasi arrivati a Montefarno. Eccola in fondo la Croce dei Pastori. Ed eccoci addirittura d'arrivo al Montefarno. Giriamo a destra. Allora Barbara, le è piaciuta questa deviazione verso Montefarno? Sì, molto piacevole, un bel panorama, è praticamente quasi tutto pianeggiante, quindi non è per niente faticoso. Andiamo a berci un caffè, ciao! Ok, in circa mezz'ora siamo alla strada. Adesso, in poco più di 1 chilometro, sempre seguendo la strada, torniamo al parcheggio. Brava Barbara, che stavolta ce l'hai fatta. E vai!